A tutti voi buonasera, ben trovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Questa sera abbiamo nuovamente portato in studio alcuni dei sindaci del nostro territorio per fare il punto della situazione con quello che sta succedendo nelle rispettive comunità. Ci sono diversi temi di attualità che andremo ad affrontare, uno su tutti, la situazione Covid, per cercare di capire anche come i municipi si fronteggiano insomma questa situazione, che cosa sta succedendo, qual è un po' il contesto nei singoli paesi del nostro territorio, ma ci sono anche altre questioni che andremo ad affrontare questa sera. Si parla tanto di caro bollette, se ne parla ovviamente pensando alle tasche, ai bilanci delle famiglie, ma ci sono anche i bilanci dei comuni che insomma sono interessati dalla questione. Poi questi sono giorni in cui i comuni si apprestano anche ad approvare i bilanci. Vedremo anche quindi qual è un po' la situazione delle casse dei comuni. Covid, fronte in comune, il titolo che abbiamo scelto per questa puntata. Sono diversi sindaci che si alterneranno in studio questa sera. Vado allora subito a presentarvi i primi sindaci, i primi cittadini con i quali ci confronteremo questa sera. Parto qui vicino a me salutando Giorgio Baiutti, grazie per essere tornato qui da noi a Telefriuli. Buonasera, sindaco di Tricesimo, grazie per essere con noi. Un benvenuto, un saluto anche al sindaco di Buttrio, Eliano Bassi, grazie anche a lei, buonasera. Buonasera. Un saluto poi ad Enrico Mossenta, primo cittadino di Pradamano. Buonasera, grazie per essere con noi. Allora, parto subito da Baiutti, il tema è quello del Covid. Intanto com'è la situazione nel comune di Tricesimo? Ma la situazione sostanzialmente è discreta, diciamo, perché su una base di 7.700 abitanti abbiamo una novantina di casi di positività che questo numero insomma sostanzialmente si ripete e si ripropone nelle ultime settimane, anche se sono prevalentemente tutti a casa asintomatici senza quindi problemi. C'è un solo concittadino che è ricoverato in ospedale, peraltro in reparto e non in situazione ecco, di pericolosità. Quindi noto invece positivamente che c'è una maggiore attenzione da parte dei cittadini nel adottare tutte quelle che sono le misure di precauzione, di prevenzione sanitaria. Sono presenti sia i nostri vigili comunali che i carabinieri per i controlli nei locali e nei pubblici esercizi, e la situazione è tutto sommato positiva anche nelle 4 strutture che a Tricesimo sono operanti, che riguardano diciamo così, persone anziane. Abbiamo la casa di riposo per i ciechi e la casa di riposo comunale, e 2 strutture per persone giovani e anche però adulte con diverse abilità, dove anche ci sono casi di positività ma molto limitati. Ecco, in queste strutture tutte le persone ricoverate sostanzialmente hanno avuto il 3° vaccino, e quindi questo è un elemento anche di sicurezza e garanzia per andare avanti in modo corretto. Allora la pandemia, la gestione di questa pandemia è ovviamente questione globale, nazionale, però insomma anche i comuni adesso sono 2 anni che sono alle prese con questa problematica. Che tipo di difficoltà ha creato la pandemia nei comuni? Magari anche c'è stata, questa pandemia ha offerto magari anche qualche opportunità magari di ripensare alcune cose, alcuni servizi sul territorio. Beh, certamente, diciamo così, le difficoltà ci sono state, ovviamente si sono presentate con maggiore importanza nel corso del 2020. Già nel 2021 tutti i comuni sostanzialmente hanno affrontato le questioni avendo alle spalle l'esperienza del primo anno di pandemia, ciò che ha, diciamo così, in qualche modo ecco, creato diciamo così, dei rallentamenti anche nell'attività amministrativa è stato rappresentato dallo smart working, perché è una misura, anche un'opportunità di lavoro in remoto che però non pareggia mai ecco, la presenza
in ufficio, e ci sono state anche ovviamente 3 dipendenti a turnazione sia tra le squadre manutentive che i dipendenti delle strutture socioassistenziali che di quelli municipali, una serie di alternanze con positività che hanno evidentemente lasciato dei vuoti, ecco, insomma, che sono stati adesso colmati. Anche lì abbiamo fortunatamente anche diciamo così, tutti si sono vaccinati, e quindi abbiamo una situazione, ecco, abbastanza favorevole in questa fase. E questo insomma è importante. Vado da Eliano Bassi, primo cittadino ma anche medico, medico vaccinatore, impegnato in prima linea su più fronti in questa pandemia. Ma direi medico, il fatto dei vaccini è un compito insito nella professione. Diciamo che stando in ambulatorio e stando in municipio godo di due osservatori sociali che mettono assieme le problematiche che possono esserci nel nostro comune. Sono due ruoli che si integrano assolutamente, perché i bisogni delle persone vengono in questo modo ad emergere in modo più semplice, e possiamo prendere in carico le persone con una certa, diciamo, celerità ed attenzione. Poi il nostro vantaggio è anche quello che appunto nella struttura dove io opero come medico abbiamo anche i servizi sociali, e quindi questo ci aiuta ad affrontare queste problematiche. Certamente il comune di Buttrio, come tutti gli altri comuni, penso è stato preso di sorpresa da una situazione di questo tipo, e la collaborazione proprio con i medici, con i servizi sociali è stata fondamentale nell'affrontare la situazione. Cioè, all'inizio non avevamo veramente controparti con le quali confrontarci, cioè tutti quanti erano persi e di fronte a una situazione che non si sapeva assolutamente dove portasse. Certamente nessuno si aspettava nemmeno che i tempi della pandemia fossero così lunghi, però mi sembra che adesso, dopo 2 anni, ci siamo organizzati, c'è una grande collaborazione dei cittadini nel seguire le regole che sono indispensabili, ma c'è anche un grande supporto da parte delle associazioni. La Protezione Civile con noi ha fatto un lavoro enorme, così anche gli alpini, e queste sono risorse che sono veramente indispensabili e che ci servono ora, ci serviranno anche in futuro. Comunque penso sia un grosso insegnamento anche per le persone. E qual è oggi la situazione? Ma la situazione in realtà non è una situazione particolarmente pesante. Noi abbiamo un'ottantina di persone positive, però le positività in questo momento non coincidono con gravità di malattia. Non abbiamo ricoverati, sono dei pazienti che quotidianamente praticamente si confrontano con i medici per le loro problematiche, ma non esistono problemi seri, non avevo nessun ricoverato. Per fortuna questa ondata è stata un'ondata blanda, ha colpito di più le persone non vaccinate, anche qualche volta in un modo un pochino più serio, ma diciamo che dovrebbe essere superata senza particolari problemi. Io sono estremamente ottimista, cioè io penso che questa ondata si esaurirà con la stessa velocità con la quale si è creata, e spero che poi seguiranno dei mesi di serenità e di tranquillità, almeno questo è un augurio. Spostiamoci a Pradamano per vedere qui com'è la situazione, Sindaco. Ma la situazione è simile a quella degli altri comuni, pare abbastanza tranquilla. Oggi a Pradamano si contano 75 casi positivi e 2 persone che sono ricoverate. È un numero ormai stabile da diverse settimane. Devo dire il vero che
anche a livello scolastico non si presentano attualmente chiusure di classi e attivazioni di didattica a distanza, almeno per il momento. La situazione anche nella casa di riposo Muner de Giudici, che ha sede a Lovaria nel nostro comune, attualmente presenta la presenza di 8 casi positivi, tutti quanti asintomatici, tutti quanti con la terza dose. Ricordo che è la prima casa di riposo ad iniziare a fare le prime vaccinazioni alcuni mesi fa, quasi forse tantissimi mesi fa, forse un anno fa, i primi vaccini, e quindi direi che la situazione è tranquilla. Queste persone vengono assistite dal comune sicuramente, dai servizi sociali, ma in particolar modo dai volontari della protezione civile, e costantemente, giorno dopo giorno, chiamano quelli che compaiono nelle liste che vengono fornite dal Dipartimento di Prevenzione per informarsi sul loro stato di salute e sulle necessità contingenti, che possono essere quelle della spesa, dei farmaci, piuttosto che la nuova modalità di raccolta dei rifiuti, che devono essere tutti indifferenziati. È un servizio che abbiamo offerto fin dall'inizio, ormai continua giorno dopo giorno, e penso che possa dimostrare la vicinanza dell'amministrazione comunale o dell'ente pubblico nei confronti dei cittadini che si trovano comunque, come ci siamo trovati noi stessi come amministratori, un po' smarriti di fronte a quella che è una situazione non prevista, non prevedibile, e che, come veniva ricordato prima, dovrebbe insegnarci qualcosa su quello che sono gli svolgimenti e le attività emergenziali per il futuro. Approfittavo, visto che parlava di casi positivi, e visto che mi sembra avete dato la notizia a voi stessi questa mattina, per fare gli auguri di pronta guarigione anche al vicepresidente della Regione, che si trova in uno stato di positività. Positivo il vicepresidente della regione Riccardi, asintomatico, ha detto sto bene, e questo lo devo alla scienza, facendo riferimento non solo al completamento del ciclo vaccinale ma anche alla somministrazione della terza dose. Si diceva sono comunque tanti i positivi in questo momento, sono più di 50.000 le persone positive in questo momento in regione in isolamento. Fortunatamente insomma molti sono asintomatici o hanno sintomi lievi, si tratta comunque di tante persone. Mi chiedo, a Pradamano com'è la situazione in comune? Ci sono delle defezioni tra positivi o quarantene? No, allo stato attuale la situazione è tranquilla, non abbiamo particolari defezioni tranne quelle che possono essere le malattie normali, ma in generale la presenza di tutti i funzionari è costante e quotidiana. Sicuramente può capitare, ed è capitato, di qualcuno che si sia trovato in situazioni di positività, ma insomma sono situazioni che capitano in qualsiasi luogo di lavoro e che dobbiamo in qualche modo riuscire a superare e a sopperire nelle loro anche mancanze e anche problematicità che vengono a creare. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, sindaci protagonisti di questa puntata per raccontarci che cosa sta accadendo sul territorio. Si parla tanto in questo periodo di caro bollette, le famiglie fanno i conti o si troveranno a fare i conti con i rincari annunciati. Cerchiamo di capire se questi conti li fanno anche i comuni, li fanno i sindaci, se in qualche maniera insomma, temono ripercussioni. Immaginiamo insomma ai comuni dove si trovano degli edifici scolastici, dove ci sono delle palestre comunali che necessitano di essere illuminate, riscaldate, o dove ci sono ad esempio degli edifici storici. Insomma, sappiamo che in questo caso i costi sono già di per sé elevati. Baiuti, c'è preoccupazione per questi rincari? Ma noi stiamo predisponendo il bilancio che approveremo a fine mese, quindi sostanzialmente abbiamo previsto ovviamente un aumento dei costi. Confidiamo di aver diciamo così, avviato la sostituzione dei punti luce, dei sistemi di luminotecnici sia nelle palestre che nella casa di riposo che negli impianti sportivi, che dovrebbe in qualche modo aiutare ecco, insomma, a ridurre i consumi da un lato e quindi anche la spesa. Ovviamente sì, il rialzo delle bollette è tale che impone ai comuni di
aumentare appunto le dotazioni dei capitoli di bilancio che si riferiscono a queste spese, ma senza che per questo insomma, si debba far ricadere questo aumento su quelli che sono, ecco, l'ammontare dei tributi locali, che verranno comunque confermati nella stessa misura degli anni passati. Quindi non si incide sulle tasse, anche perché insomma, i cittadini la loro parte la pagano con le loro bollette domestiche, chiaramente vedremo poi, verrà il momento di fare i conti anche in questo senso. Poi tratteremo anche del tema dei bilanci, perché questi insomma, sono giorni in cui nei comuni si lavora in tal senso, qualcuno ha già provveduto ad approvare, ma insomma, sono pochi in realtà i comuni che già l'hanno fatto. Com'è la situazione a Butrio? Temete un po' questi rincari? Dove potrebbero incidere nel caso del vostro territorio? Beh, un'attenzione ovviamente ci deve essere. Per fortuna noi abbiamo appena inaugurato praticamente la nuova scuola media, sì, la nuova scuola media che in realtà in questo momento è frequentata dai bambini della scuola elementare. Stiamo completando la scuola elementare proprio per quanto riguarda l'efficientamento energetico in particolare, quindi due strutture che sicuramente in altri tempi avrebbero provocato una spesa importante sono state messe praticamente ormai in regola. Abbiamo il problema ovviamente di Villa Florio, dove però le attività principali sono attività che si svolgono in altre stagioni, no? Si svolge prevalentemente nella stagione primaverile, estiva, prima autunno, l'inverno si rallentano un po' queste attività. La palestra ovviamente è una necessità assoluta, abbiamo il bocciodromo, sono tutte strutture che ovviamente provocheranno un aumento di spesa, ma non penso sia un aumento di spesa che andrà a compromettere il bilancio in modo significativo. Staremo comunque, terremo la massima attenzione su questo, vedremo soprattutto di non far ricadere spese sui cittadini. Pradamano, com'è la situazione? Ma penso che sia abbastanza similare. Noi come Comune dobbiamo ancora iniziare a predisporre in realtà quello che è il bilancio di previsione per l'anno 2022 e per quanto riguarda tutte le questioni legate alle caro bollette, sicuramente alcuni interventi sono stati fatti negli anni passati con la sostituzione degli corpi illuminanti, con le nuove diffusioni a LED piuttosto che a basso consumo, sia nelle strade, sia nelle palestre, sia nelle scuole, anche queste ampiamente rinnovate. Non credo che l'aumento dei costi dell'energia, del gas influiranno in maniera così pesante sul bilancio del Comune. Qualora fosse, i soldi verranno reperiti all'interno di quelli che sono le attuali disponibilità, confermando fin d'ora, ancora prima di scrivere il bilancio, che il Comune di Pradamano non ha nessuna intenzione di aumentare le tassazioni locali e rimarrà uno dei pochissimi comuni in Friuli Venezia Giulia a non applicare quella subdola tassa che è l'IRPEF, l'addizionale IRPEF comunale, e quindi rimarremo, che comporta comunque un risparmio di 15-20 euro a persona, e questo, se lo si guarda nel complesso di un comune, rappresentano diverse centinaia di migliaia di euro che potrebbero tornare a disposizione. Confermiamo come da tradizione che rimarremo uno dei pochi a non applicarla anche nell'anno 2022. Questo insomma per i cittadini credo sia importante. Accennava ai bilanci, no? Queste dicevamo sono giornate in cui nei comuni si lavora proprio all'approvazione dei bilanci, qualcuno l'ha già fatto, Udine credo sia stato tra i primi comuni a farlo, i grandi comuni da questo punto di vista in generale sono quelli che partono per primi. A Pradamano com'è la situazione? Beh, dicevo che noi attualmente non abbiamo ancora iniziato a predisporre quelle che sono le linee guida del bilancio, ma alcune cifre sono sicuramente già presenti, soprattutto per quanto riguarda determinate opere e determinati servizi. I finanziamenti che abbiamo ottenuto per il rifacimento delle scuole dell'infanzia pari a 1,5 milioni e andremo alla ricerca eventualmente di nuovi finanziamenti all'interno dei fondi del PNRR, piuttosto che i fondi che abbiamo ottenuto per la realizzazione di aree verdi e la sistemazione di viabilità, la messa in sicurezza di viabilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Penso che queste cifre ormai ci sono, rappresentano sicuramente degli elementi importanti, come sicuramente verranno
confermati tutti quegli interventi di servizi a favore delle famiglie che abbiamo creato in questi anni, dai buoni solidali ai buoni per la didattica, ai buoni per quanto riguarda l'acquisto dei libri e tutto quel pacchetto di servizi che viene incontro alle famiglie stesse, soprattutto quelle con i bambini più piccoli. Le chiedo un'ultima cosa prima di passare la parola ai colleghi e riguarda, diciamo, la collaborazione, diciamo così, tra i comuni con Pradamano che abbandona in qualche maniera Udine e entra nella comunità del Friuli orientale. Ci vuole raccontare il perché di questa decisione? Diciamo che questa è una scelta più di carattere organizzativo e strategico che non di altra natura. Nel momento in cui non si trova una risposta con quella che dovrebbe essere, anche per mia stessa convinzione, e lo continuo ad ammettere e ad affermare come lo facevo negli anni passati, che la collaborazione e lo sguardo del Comune di Pradamano deve essere rivolto verso la città e verso l'interland della stessa, però bisogna trovare quelle che sono le forme di collaborazione nell'organizzazione di servizi condivisi e anche discussioni su quelli che sono i temi. I temi devono essere non solamente quelli di carattere, diciamo così, spicciolo, seppur con la loro importanza storico-ambientale come quello che è il tema del Roiello, ma possono riguardare moltissimi altri temi a parer nostro che riguardano la viabilità, che riguardano l'urbanistica, che riguardano i servizi che devono per forza di cose mettere in rete la città con la periferia. Dal punto di vista organizzativo questo non è stato possibile e noi a un certo punto abbiamo avuto la necessità di rivolgerci verso altri enti già organizzati, già con dei servizi intrapresi negli anni passati e tuttora funzionanti e da quello che ho intuito anche servizi di qualità e per cui andremo a costruire quelle collaborazioni lì. Se vuole una delle prime collaborazioni che dovremmo andare a richiedere, ma non questo alla comunità, non questo agli altri comuni, ma forse ad altri, è quella della disponibilità di nuovi segretari comunali che mancano in tutti i comuni e che sono la base per poter dare l'organizzazione stessa alla struttura, soprattutto nei momenti di difficoltà. Ecco, questo però forse esula totalmente dal concetto di comunità, però è un tema sicuramente ormai importante, impellente da risolvere. È una questione assolutamente strategica che riguarda i comuni, soprattutto i piccoli comuni, l'abbiamo detto più volte quanto questa figura sia appunto poi fondamentale per l'attività all'interno dei municipi. Rapidamente con il sindaco di Buttero, per quanto riguarda il bilancio, voi a che punto siete? Abbiamo effettivamente delle difficoltà, le difficoltà sono contingenti e sono dovuti a una carenza nell'ufficio finanziario. Questo perché la nostra posizione organizzativa in questo momento è assente prevalentemente per motivi familiari, non per altro, e questo ci crea ovviamente qualche problematicità che noi stiamo cercando di risolvere proprio all'interno anche della comunità, che secondo me, come ha detto anche il sindaco Mossenta, può essere una risorsa importante dal punto di vista organizzativo, soprattutto per comuni delle nostre dimensioni, perché si può trovare professionalità e forze che il singolo comune non ha in sé. E comunque in questo momento noi appunto stiamo cominciando a elaborare il documento, vediamo un momentino, io penso che a fine mese cominceremo a stilare il tutto e con l'aiuto appunto della comunità, con l'aiuto anche di Compa che sicuramente interverrà nell'aiutarci, sicuramente lo faremo in tempi abbastanza brevi. Baiutti, a 30°? Per il bilancio noi siamo, diciamo così, leggermente avanti rispetto allo scorso anno. Lo scorso anno era stato approvato alla fine di febbraio, quest'anno lo approveremo appunto lunedì 31 gennaio. C'è un ultimo passaggio in giunta venerdì di questa settimana, dopodiché verrà inviato a tutti i consiglieri e poi ci sarà, diciamo così, la seduta consigliare. È chiaro che il bilancio approvato molto, diciamo così, anticipatamente, sostanzialmente non ha tutta la disponibilità di dati
che servono per alcune entrate in modo particolare, ma c'è modo anche poi di aggiustare il tiro con le variazioni di bilancio che si faranno già verso marzo. Insomma, ecco, la disponibilità sostanzialmente è buona, c'è una riduzione delle entrate legata anche a una diminuzione appunto di entrate per ciò che riguarda i tributi locali, collegata molto spesso alle difficoltà che tante famiglie incontrano in questo periodo di crisi. Insomma. Vista la sua lunga esperienza da amministratore, è tanto tempo che si parla, no, di carenza di organico nei municipi e poi sottolineando quanto dicevano anche i colleghi, questa figura del segretario comunale che è diventata così fondamentale, così preziosa, e i comuni si trovano a litigarsele queste però figure. io rilevo che comunque proprio per la lunga esperienza di sindaco anche in un altro comune, cioè sostanzialmente un tempo, diciamo così, la professionalità anche di dipendenti, funzionari, posizioni organizzative nei comuni era senza dubbio inferiore a quella che rincontriamo oggi. La maggior parte dei nuovi dipendenti sono dipendenti laureati che quindi hanno una base giuridico-legale importante, se non tecnica. La figura del segretario è importante, molto importante, però noi sappiamo che a maggio il Ministero dell'Interno immetterà nuovi 500 segretari comunali che però sono poca cosa spalmati sull'intero territorio regionale. Il problema vero sarebbe quello di far rientrare a fare i segretari comunali qualche centinaio di segretari comunali che stanno, diciamo così, sono distaccati in altre sedi. Ecco, io ho il dato solo del Ministero dello Sviluppo Economico dove ci sono 24 segretari distaccati lì. Insomma, Che sarebbero più utili sicuramente sul comuni, territorio. Sì. Allora, grazie al sindaco di Pradamano, di Butri e di Tricesimo per essere stati qui con noi questa sera. Naturalmente a voi buon lavoro. Noi ci fermiamo per la pubblicità con un altro giro di Primi Cittadini. A tra poco. Nuovo giro di sindaci in questa puntata di Elettroshock. Abbiamo chiacchierato nella prima parte con 3 primi cittadini, ci hanno raggiunto altri 3 sindaci del territorio che vado allora subito a presentarvi e a salutare. Comincio sempre qui dal mio fianco destro. Un saluto e un ringraziamento per essere tornato qui da noi al sindaco di Trivignano Udinese Roberto Fedele. Grazie per essere con noi. Buonasera. Grazie a voi sindaco. per l'invito, buonasera. Un saluto e un ringraziamento anche a Anna Maria Cisin, sindaco di Monfalcone, grazie per essere con noi. Buonasera. Grazie a voi, buonasera. Salutiamo Francesco Brollo, primo cittadino di Tolmezzo, grazie per essere qui in studio con noi. Buonasera, grazie a voi e a chi ci sta guardando. Allora, nella prima parte della puntata con alcuni vostri colleghi, tra i vari temi che abbiamo affrontato, vedremo sicuramente anche al capitolo Covid, c'è un po' quello dei bilanci comunali e poi la questione del caro bolletta che abbiamo detto riguarda direttamente tanti cittadini con le loro bollette domestiche, ma riguarda insomma anche i comuni in cui questi cittadini vivono. Quindi volevamo un po' capire com'è la situazione, che tipo di conseguenze potete immaginare se già siete in grado di immaginarle. Iniziamo da Roberto Fedele. La situazione è complessa perché al di là della pandemia ovviamente l'aspetto finanziario è argomento di questi ultimi periodi proprio perché andremo ad approvare almeno noi i bilanci di previsione e quindi ovviamente le risorse sono indispensabili per arrivare all'approvazione di questo documento programmatico. Evidentemente i rincari delle bollette graveranno anche sulle casse pubbliche, quindi i comuni dovranno fare i conti con quello che arriverà nei prossimi mesi, ma le risorse sostanzialmente che ci arrivano dalla Regione, perché noi non dimentichiamo siamo Regione a statuto autonomo, prevalentemente il nostro bilancio, anzi quasi totalmente finanziato dalla Regione e ovviamente dai cittadini e quindi le risorse sono state confermate, almeno per quello che riguarda Trivignano, a quelle dello scorso anno, quindi evidentemente noi dovremmo aggiungere qualcosa e dovremo capire in che modo farlo. Andrete a toccare le tasche dei cittadini? Ci saranno aumenti di tasse? Il momento è molto difficile, stiamo facendo i conti proprio per fare così una rilevazione di quello che è il gettito fiscale del nostro comune rispetto appunto allo scorso anno. Stiamo facendo i conti proprio in questi giorni, quindi ci prenderemo ancora un po' di tempo per approvare questo documento programmatico. Evidentemente se i numeri non saranno tali da consentire il buon funzionamento della macchina pubblica faremo dei ragionamenti. E quindi bisogna valutare, conti alla mano, capire come procedere. A Monfalcone, sindaco, invece com'è la situazione?
Ma allora intanto direi che abbiamo approvato lunedì il bilancio di previsione, è stata una giornata intensa, ma molto significativa, perché appunto il periodo è sicuramente molto difficile per tutti, però noi in questi anni, peraltro il comune è comunque più grande, io mi rendo conto che i comuni più piccoli ci ho lavorato nei comuni piccoli e ho ben presente che differenza facciano 200 euro rispetto, ecco, quindi ragionare su un comune come Monfalcone non è come ragionare su un comune più piccolo, no? Ecco, noi in 5 anni però abbiamo puntato a molte iniziative con una politica di bilancio secondo noi molto efficace, e abbiamo voluto subito, già nel 2017, che è stato il primo bilancio che ha fatto la mia amministrazione, incominciare a ridurre le tasse. Abbiamo trovato un'eredità pesante, abbiamo trovato un'eredità di tasse molto elevate, soprattutto per quanto riguardava l'IMU, la Tari. E siamo riusciti ad abbassare la pressione fiscale di tutti, dei cittadini e anche delle piccole partite IVA a cui abbiamo puntato per dare una mano. È logico che durante il periodo del Covid la situazione è ulteriormente cambiata e abbiamo anche quindi individuato altre misure che ci sembravano importanti. Quella della TOSAP o della ex TOSAP ad esempio ha consentito di avere la possibilità a tutti i locali di poter lavorare all'esterno, quindi abbiamo ceduto molte aree pubbliche per poter fare tavolini, quindi bar, ristoranti, ma anche attività commerciali le più diverse, azzerando la TOSAP. Nel 2021 abbiamo ridotto, anche nel 2020, la Tari alle piccole partite IVA. Nel bilancio del 2002 che abbiamo appena approvato, la Tari con fondi comunali è stata ridotta del 30, vuol dire che partiranno le bollette già con la riduzione del 30% per le attività, le piccole partite IVA, e abbiamo aumentato, perché questo è il fabbisogno della nostra città, abbiamo aumentato anche il capitolo relativo al supporto per le fasce deboli dal punto di vista del contributo da poter dare, aumentando anche il livello di ISEE che era più basso a oltre i 10.000. Tante persone mi chiedono come si riesce a fare. Io penso che ci sia una visione importante da poter seguire, e poi noi abbiamo fatto la scelta di investire con risorse proprie e quindi non abbiamo mai attinto, non abbiamo mai fatto mutui, li abbiamo abbassati. Questa è stata una voce importante che ci ha consentito quindi di avere un equilibrio di bilancio, che ci ha consentito di ampliare la spesa corrente, perché da una parte riduci una rigidità strutturale come quella, quindi la parte capitale, interessi dei mutui, e dall'altra riesci ad alleggerire, ecco, le tasse dalle tasche dei cittadini. Ecco, andiamo a Tolmezzo. Il sindaco Cisin faceva riferimento alle partite IVA, ci sono poi le tante attività che insistono sul territorio, che sicuramente sono molto preoccupate per quello che già sta accadendo, perché le prime bollette sostanzialmente raddoppiate in alcuni casi sono già arrivate. Ecco, per le attività, visto anche il momento che viviamo, è ovvio che ci sia grande preoccupazione. Ecco, come vi state organizzando? Qual è l'orientamento a Tolmezzo? Beh, certamente, come il quadro che stava facendo va a indicare esattamente quelle che sono le criticità per i comuni, ma anche e soprattutto in questo caso nel tempo immediato per le partite IVA, per gli esercenti, per i ristoratori. Beh, Tolmezzo è un po' in una terra di mezzo, no? Perché è un comune che non è piccolo, non è grandissimo, è un comune medio che ha un ruolo comprensoriale, ma soprattutto deve il suo sviluppo a quando dal 2200 gli fu data la possibilità di avere il mercato, quindi ha un carattere mercantile di fondovalle. Bene, se andiamo a vedere come sta incidendo adesso sulle nostre attività, dalle bollette che mi passano, insomma, coloro che hanno l'attività, incide in maniera molto, molto elevata, e questo è quello che un po' preoccupa non solo Tolmezzo, non solo Monfalcone, certo, ma un po' tutto il comparto. Allora, a fronte di questo è chiaro che il Comune in questi 2 anni in particolare di pandemia ha messo in campo quello che poteva mettere, ovvero delle riduzioni sulla Tari, la possibilità di occupazione del suolo pubblico gratuito, insomma ognuno in rapporto alle proprie possibilità, mi pare di intuire anche coi colleghi, ha cercato di fare il più possibile per venire incontro, e questo è stato messo in campo. Quella che sarà la sfida futura e che l'aumento del costo dell'energia ci lancia è
come riuscire sia a livello pubblico che privato a far costare in meno l'energia per i cittadini e per chi fa impresa. Noi ci proveremo attraverso un'opera di teleriscaldamento che non è di Tolmezzo ma è della Carnia, perché è un finanziamento ottenuto dalla Regione attraverso la scorsa concertazione, che ha proprio quell'obiettivo lì, di creare anche, se vogliamo, una microcomunità energetica che consenta in qualche maniera di svincolarsi rispetto a queste macroeconomie che hanno un influsso poi sul piccolo. E c'è anche il tema delle comunità energetiche, che è un qualcosa che stiamo approfondendo, proprio per dire guardiamo anche al medio termine e vediamo se ci sono delle possibilità per rendere tutto un po' più conveniente il vivere in montagna a Tolmezzo e nella Carnia. Una bella sfida. Veniamo a un comune più piccolo, quello di Trivignano Udinese. Insomma, sappiamo che sono stati 2 anni difficilissimi, tante difficoltà, tante situazioni di emergenza sanitaria, ma poi l'emergenza sanitaria si è trasformata anche in emergenza economica. Insomma, è un quadro che conosciamo bene. Il sindaco è l'amministratore, il rappresentante istituzionale più vicino al territorio, quello a cui inevitabilmente i cittadini si rivolgono quando hanno dei problemi, quando hanno bisogno di aiuto, quando devono protestare. C'è da immaginare che anche a fronte di questo caro bolletta la situazione sarà ancora più difficile, ci saranno ancora più famiglie in difficoltà che avranno bisogno di un sostegno da parte delle istituzioni. Ma guardi direttore, io dico in Italia, i dati lo dicono perché i comuni italiani sono quasi 8.000, il 70% dei nostri comuni in Italia sono sotto i 5.000 abitanti e ovviamente il dato si ripercuote anche ovviamente nella nostra regione. I piccoli comuni, che sono l'ossatura della nostra democrazia, del nostro assetto istituzionale del Paese, in questi 2 anni, ma a dire il vero già i problemi erano nati, erano sorti negli anni prima. Chiaramente il Covid non ha fatto altro che buttare benzina sul fuoco, perché la situazione sociale si è notevolmente compromessa. Devo dire che un po' la macchina organizzativa è andata un po' fuori giri, perché noi oggi sopportiamo e supportiamo tantissime istituzioni, penso a quella sanitaria, dove il sindaco non più tardi di ieri sera, lo farò anche questa sera, da 2 anni chiama telefonicamente tutte le famiglie che vengono comunicate dal nostro Dipartimento di Prevenzione per assicurarsi del suo stato di salute, delle problematiche, delle necessità. Cioè lei chiama al telefono i suoi concittadini, le famiglie dove c'è una positività, dove emerge una positività al Covid? Tutte le famiglie da 2 anni a questa parte, quindi ogni giorno. Quindi questa attività chiaramente di vicinanza a queste famiglie, a queste persone, proprio domenica ho chiamato una signora anziana che in lacrime mi ha detto: sindaco, lei è l'unica voce che io ho sentito in questi 2 anni e soprattutto in questi 20 giorni che ero positiva e sostanzialmente si sono dimenticati di me. Quindi è chiaro che la figura del sindaco, con grande entusiasmo, con grande passione, con grande vicinanza al proprio mandato amministrativo, è proprio questa, di stare vicino alle famiglie e di dare supporto anche per attività istituzionali che non sono prettamente di competenza del municipio. E questo è quello che è successo, che sta purtroppo continuando a succedere in questi 2 anni. Vado dal sindaco Cisin, visto che abbiamo aperto il capitolo Covid. Insomma, sappiamo che su Monfalcone c'è stata una grandissima pressione, questo perché oltre insomma, alla comunità di cittadini c'è tutto l'universo legato alle attività produttive che insistono sul comune, che fa sì insomma, che si abbia a che fare con un numero di persone davvero importanti. Ecco, come è andata la gestione in questi 2 anni? Poi insomma sappiamo che ci sono stati anche ultimi sviluppi, l'hub vaccinale, la collaborazione in questo senso anche con Fincantieri. Ecco, dovendo riassumere quello che è successo in questi 2 anni di pandemia, i risultati più importanti che siete riusciti a raggiungere? Ma è successo di tutto, no? Già ancora adesso abbiamo numeri molto importanti. Abbiamo numeri che sono attorno ai 350 positivi, non molti ospedalizzati. Devo dire, io ogni giorno non chiamo tutti, perché vi renderete conto che 377 sono sempre stati numeri importanti, è impossibile, però abbiamo attivato un servizio e sono molto d'accordo con quello che ha detto il mio collega sindaco, perché noi abbiamo attivato un servizio di un progetto che stiamo seguendo e già da 2 anni chiamiamo ogni giorno a casa i positivi e devo dire che abbiamo risolto tantissime, ha ragione lui, abbiamo
abbiamo risolto tante questioni di persone che non sapevano assolutamente come muoversi, che non avevano risposte, piuttosto che non sapevano come risolvere il problema del Green Pass, oppure addirittura del certificato del tampone per tornare a lavorare, oppure che avevano veramente il problema del cane, che non sapevano neanche, erano da sole. Ho imparato un'infinità di cose in questi 2 anni e ci siamo messi a disposizione. Abbiamo, ricordo, nei primi momenti drammatici, io ho avuto anche il mio comandante bravissimo, Rudy Bagatto della Polizia Locale, che è stato intubato per 3 mesi. Noi abbiamo vissuto situazioni veramente molto pesanti e ho chiuso la Polizia Locale per 20 giorni, ci trovavamo alla mattina in 3-4 con la protezione civile, la vice comandante, il mio vice sindaco, e facevamo qualsiasi cosa, abbiamo portato spese a casa, medicinali. Poi la situazione è decisamente migliorata anche dal punto di vista organizzativo. Indubbiamente, superate quelle fasi, oggi riteniamo però che bisogna vivere. Quindi abbiamo vissuto un Natale bello, abbiamo cercato nella massima prudenza, nel rigore che comunque sono necessari per evitare dei danni, abbiamo cercato comunque di guardare anche più avanti, altrimenti le attività ma la vita di noi stessi è impossibile che possa proseguire. Quindi noi abbiamo voluto aprire l'hub vaccinale perché crediamo che quella sia la strada. Nel contempo le nostre farmacie, ne abbiamo 2, danno una mano anche in orari assolutamente diciamo difficili, nelle prime ore della mattina, anche per chi ha bisogno dei tamponi. Quindi abbiamo cercato di rispettare il fabbisogno del cittadino. Io ritengo che non si debbano dare giudizi, bisogna capire qual è il tuo ruolo. Il tuo ruolo è quello di ascoltare le persone e dare delle risposte, e noi così abbiamo fatto dal punto di vista sia dell'esigenza di supportare la campagna vaccinale, ma anche per l'esigenza di dare la possibilità alle persone di lavorare. E poi è certo che è una città molto complessa, perché abbiamo vissuto il periodo, ad esempio, dei focolai, delle persone, dei bengalesi che lavorano, che lavorano magari a Mestre e che vivono a Monfalcone. Abbiamo vissuto delle situazioni, noi abbiamo sempre 3.000 persone che non sono residenti e che viaggiano nelle foresterie. Sono 290 le foresterie a Monfalcone, vuol dire che in 290 case vivono persone che generalmente lavorano nell'indotto di Fincantieri e si alternano. Quindi capirete anche, abbiamo trovato delle strategie poi per individuare diciamo come poter controllare, no? Anche le quarantene eccetera. È stata un'esperienza incredibile, credo che questi 5 anni, gli ultimi 2 valgano per 3 mandati, però una grande responsabilizzazione che ci siamo sentiti e che credo i sindaci in particolare in maniera veramente con un grande senso anche dell'altruismo hanno messo in campo, perché penso di parlare per tutti, non ci sono orari, non ci sono giorni della settimana e c'è un tentativo vero, serio, affettuoso di dare una mano, ecco, con tutti gli strumenti che abbiamo e non ne abbiamo tantissimi. Ci fermiamo per la pubblicità, poi andremo a vedere qual è la situazione anche a Tolmezzo, tra poco. Ripartiamo dalla situazione Covid, ripartiamo con Francesco Brolo, sindaco di Tolmezzo. Ecco, la sua collega Cisin poco fa, prima della pubblicità, ha detto che questi ultimi 2 anni valgono come 3 mandati, no? Quanto a impegno, forze messe in campo, energie spese quotidianamente, senza orario, senza distinzione di giorni della settimana. È ovvio che chi ha un ruolo di responsabilità questi 2 anni li porta tutti sulle spalle, insomma, e i sindaci sono tra questi. Sì, diciamo sicuramente che nostro malgrado, ma con tanta passione e dedizione, ci siamo trovati iscritti d'ufficio a un corso di laurea in Crisis Management, gestione della crisi, no? Breve, un corso di laurea brevissimo. Brevissimo, sul quale praticamente il momento dell'iscrizione avevi subito l'esame, no? e soprattutto senza avere dei manuali, dei testi su quali studiare, perché la cosa che penso abbiamo imparato è: per uscire da questa crisi, o perlomeno per gestirla, ognuno di noi come istituzione ha dovuto uscire dalla sua mattonella, lo chiamano dalla zona di comfort, ma anche e soprattutto dalle sue competenze, perché se ognuno di noi, parlo dei comuni, parlo dell'azienda sanitaria, parlo della protezione civile, ci fossimo fermati alla nostra mattonella, beh, allora gli hub vaccinali non sarebbero stati fatti, perché lì poi andiamo anche noi fisicamente con la giacca della protezione civile, i volontari, oltre
oltre le nostre competenze, oltre le nostre competenze. Penso che questo sia il segreto nella difficoltà che i comuni hanno potuto dimostrare per essere ancora più vicini ai propri cittadini. Questo è sicuramente un fatto. Per quanto riguarda poi la pandemia, mi viene da dire, e penso di interpretare anche il pensiero dei colleghi, che dobbiamo, proprio per quello che abbiamo vissuto, avere il dovere di trasmettere un segnale di ottimismo, non sciocco, non così campato in aria. Ma perché? Perché sicuramente, se guardiamo i mesi a venire, dobbiamo riuscire a cominciare a considerare questa pandemia come un qualcosa che diventa endemico, diventa un qualcosa con cui conviverci. La famosa frase che magari inizialmente, anzi senza magari, dal mio punto di vista, veniva abusata, è poco più di un'influenza, senza dare le valutazioni di valore ma proprio oggettive, beh, adesso dovremmo farla diventare un'influenza, e questo attraverso tutto l'apporto medico, scientifico che c'è, perché abbiamo un tremendo bisogno di ritorno alla normalità, e mai come adesso siamo indirizzati verso quella normalità. Allora, visto che, e sottoscrivo pienamente, c'è comunque bisogno anche di ottimismo, c'è la necessità di gettare lo sguardo oltre l'ostacolo, di immaginare che cosa faremo dopo, chiedo a tutti voi in questi pochi minuti che abbiamo ancora a disposizione, ecco, un progetto, un obiettivo, qualcosa a cui state lavorando che vi sta, insomma, particolarmente a cuore. Partiamo proprio da Tolmezzo, da Francesco Brollo. Beh, abbiamo, Tolmezzo adesso è un cantiere aperto, abbiamo 5 plessi scolastici che sono fisicamente scoperchiati, no? E abbiamo provate a pensare, io mi confronto con i dirigenti scolastici, ma anche con i genitori, cioè è come dover vivere il momento del terremoto nel momento in cui però tu sei già fuori casa, perché abbiamo le classi letteralmente un po' sparpagliate ovunque, in tutti gli edifici pubblici, ma anche privati, le Giannelline, li abbiamo alloggiati perché ci siamo trovati nel mezzo della pandemia a ristrutturare tutte le scuole, dall'asilo alle superiori, perché è stata una precisa scelta dell'amministrazione, mettere da parte altre cose, concentrarci sui bandi che c'erano e investire i milioni su questo. E quello che ci sentiamo di poter dire è che probabilmente la fine della pandemia intesa come tale coinciderà poi con il termine di questi lavori, e il poter pensare di dare delle aule più sicure, più salubri a chi c'è e a chi verrà nelle nostre aule, beh, è un messaggio di speranza che ci sentiamo davvero di sottolineare con forza. Questo per quanto riguarda Tolmezzo. Torno dal sindaco di Monfalcone Cisin, sempre guardando in prospettiva, facendo riferimento ad un accordo che è stato siglato ieri. 5 comuni che hanno deciso di fare squadra, 5 comuni del litorale. Ci vuole raccontare con che spirito, con quali obiettivi avete deciso di mettervi insieme? Ma innanzitutto noi crediamo che per fare squadra si debba avere un obiettivo, una visione. Noi ce l'abbiamo, abbiamo la grande fortuna di avere il mare, e Monfalcone, io ci abito ormai da tantissimi anni, cioè da sempre, è stata considerata la città dei cantieri. In questi anni abbiamo fatto capire a tutti che Monfalcone è la città con i cantieri, senz'altro sono importantissime ed emozionanti le navi quando scendono e poi percorrono tutti i mari del mondo, però noi abbiamo tanto altro, e abbiamo la cultura, abbiamo la nautica, abbiamo il litorale e la spiaggia. Sulla base di questo ci siamo uniti con i sindaci di Aquileia, di Grado, di Duino Aurisina e di Muggia, perché il percorso che abbiamo già iniziato a fare è un percorso sicuramente di condivisione e anche di efficientamento delle risorse umane. Condividiamo lo stesso segretario con 3 comuni, insomma abbiamo fatto un percorso anche per riuscire a dare delle risposte ai cittadini, ma avendo noi la fortuna di possedere ad esempio, servizio che si occupa dei fondi europei molto strutturato, abbiamo fatto anche la scelta di condividere la possibilità di crescere insieme su questo fronte, no? Abbiamo anche deciso che ad esempio bisogna scavare questi canali, e quindi anche l'aspetto della forza, no, che hanno i più comuni insieme rispetto alla possibilità di dire guardate che c'è l'esigenza di pulire i fondali è più forte, e quindi
tutti e 5 questi comuni oggi, che hanno firmato con noi il protocollo, tra l'altro ringrazio anche il Presidente Fedriga che ieri era presente, perché eravamo alla Marina Hannibal, che la Red Bull ha comprato e che in un momento di grande lancio, un grande lancio sportivo, ci porterà il brand in tutto il mondo, sta lavorando molto bene, creerà un'academy di vela e di velocità della vela. Insomma, abbiamo veramente ormai scoperchiato un vaso che con l'energia che ha sprigionato crea veramente delle opportunità incredibili. Quindi assieme a questi sindaci vogliamo darci delle maggiori opportunità che come territorio ormai abbiamo iniziato già a cogliere e anche a sfruttare, devo dire. Per cui anche noi, io condivido molto quello che ha detto il sindaco di Tolmezzo anche rispetto a ciò che oggi deve essere la prospettiva endemica dal nostro punto di vista. È chiaro che il vaccino consente di poter risolvere delle questioni importanti dal punto di vista anche sanitario, però ormai è necessario che i ragazzi vadano a scuola, è necessario poter fare le cose, poter lavorare e avere delle prospettive, no? Avere dei progetti che, come nel nostro caso, sono importanti. L'altro giorno è arrivata la conferma, ad esempio per noi è un successo, che un armatore ha riconfermato la presenza a Monfalcone delle navi da crociera. Mai più 5 anni fa questa città immaginava di vedere di fronte la nave in costruzione, che è sempre una cosa emozionante, e una che ne arriva con la piscina che appunto è frequentata dai clienti. Ecco. Quindi io sono fiduciosa, non perché sia ottimista, ma sono fiduciosa perché la strada imboccata in maniera seria è, credo, quella giusta. E poi questo sottolinea anche la necessità comunque di rimboccarsi le maniche, nulla succede per caso, se insomma non ci si impegna sicuramente i risultati non si raggiungono, ma non si è neanche in grado di immaginare poi queste opportunità sulle quali lavorare. Per Trivignano c'è qualcosa che bolle in pentola, c'è un progetto, sindaco, che le sta particolarmente a cuore? Ma noi chiaramente che siamo piccoli rispetto alle metropoli che stanno qui alla mia destra, perché non dimentichiamo che Monfalcone è il 5° comune, mentre Tolmezzo è il 23° comune in termini demografici della nostra regione, quindi parliamo di metropoli chiaramente calati nella realtà di poco più di 1 milione di abitanti che è la nostra regione, ma noi, ecco, il nostro obiettivo è quello di garantire sempre la qualità dei servizi e la sopravvivenza, perché non dimentichiamo che i piccoli comuni devono fare veramente i conti con un calo demografico che è vertiginoso. Noi nello scorso anno, per esempio, abbiamo avuto solo 10 nati e 32 decessi, quindi questi sono i drammatici dati dei piccoli territori che purtroppo non ci consentono, per esempio, la sopravvivenza dei plessi scolastici. Nonostante tutto, noi in controtendenza stiamo investendo, cercheremo di investire perché i lavori erano fermi ormai a causa della pandemia, circa 1 milione di euro nel plesso scolastico per la messa in sicurezza dal punto di vista sismico, ma anche per la riqualificazione energetica. Vi è poi il Borgo di Clauiano, anche lì abbiamo un altro importante investimento per cercare di intercettare dalla montagna al mare i turisti che chiaramente si fermeranno magari qualche giorno nelle località appunto di Clauiano e magari anche a Palmanova, che si trova a metà strada, e ovviamente poi l'aspetto della viabilità, che è un altro aspetto importante, perché noi ci troviamo al centro di un territorio della Bassa Friulana dove chiaramente anche gli spostamenti industriali necessitano chiaramente di viabilità più adatte alle loro esigenze, quindi anche lì stiamo lavorando sulla viabilità. Per concludere, io dico, il sogno che ho sempre avuto, insomma, nella mia esperienza amministrativa, sono ormai 5 mandati consecutivi, lo ripeto ormai quasi come un tormentone. Il mio sogno vero è quello di trovare delle istituzioni, e parlo di Stato e di Regione, che siano veramente vicine agli amministratori locali, perché guardate, l'Italia è fatta di tante amministrazioni, dicevo prima quasi 8.000 comuni, dove il 70% siamo noi sindaci dei piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti. E credo che la grande sfida del futuro sarà proprio questa, riuscire a star vicino a queste persone che si ricandideranno al nostro posto per il bene comune, per la collettività e soprattutto per garantire la democrazia e i servizi ai cittadini. Quindi io spero veramente con grande entusiasmo che queste istituzioni ancor di più sostengano il nostro lavoro nel benessere ovviamente delle nostre comunità. Grazie al sindaco di Trivignano Dinese e al sindaco di Monfalcone di Tolmezzo per essere stati con noi qui questa sera. Anche a voi l'augurio naturalmente di buon lavoro. Grazie ai tecnici in regia e a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, arrivederci.